Amici del futsal, una buona serata, siamo in diretta dalla palestra Gozzano dove a breve scenderanno in campo le due squadre, Italian Coffee Petrarca contro Sandro Abate Avellino. I padroni di casa arrivano rinfrancati a questo match dopo la vittoria nel derby del turno scorso, un pirotecnico 4-3 contro il Real Arzignano. Di fronte per oggi ci sarà una squadra forte, preparata come il Sandro Abate Avellino. Al momento con 26 punti in classifica occupa il quinto posto, 11° invece per l'Italian Coffee. Al mio fianco per il commento tecnico Luca Mastro Giovanni. Buonasera Luca. Ciao a tutti, buonasera. Come vedi questo match? È un match importante per il Petrarca, rinfrancato dalla vittoria con l'Arzignano, 3 punti pesantissimi e ha bisogno assolutamente ancora di dar continuità a quel risultato lì per uscire fuori dalle zone quelle più calde della classifica. E vediamo, Sandro Abate è sicuramente una corazzata che si è ulteriormente rinforzata col mercato di dicembre. È una partita sicuramente molto difficile sulla carta, ma i ragazzi dell'Italian Coffee ci hanno abituato che anche nelle partite più difficili hanno dato cuore e anima e hanno fatto delle grandi partite, per cui speriamo che i nuovi innesti anche del Petrarca diano quel contributo che ci si aspetta. Sì, allora adesso andiamo con la lettura delle formazioni per gli ospiti, con il numero 22 Molitierno, con il numero 1 Vitiello, con il 6 De Crescenzo, con l'8 Testa, con l'11 Martins, con il 17 Gianluca, con il 10 Abate, con il 9 Fantessele, con il 7 Menenghez, con il 19 Iandolo, con il 14 Cacà, il neoacquisto, con il 3 Fabiano, con il 20 Amirante. Per l'Italian Coffee invece con il numero 2 Zandonal, 3 Sividini, 4 il capitano Dudu Costa, 5 Barcellini, 7 Jorge Alba, 8 Shaker, 9 Fabrizio Urio, 11 Di Sarò, 12 Vitale, 15 Superbo, 16 Nicolazzi, 18 Lobuglio, 19 Moretti e 21 Vinicius Sardella. I nuovi acquisti del Petrarca di questa sera che abbiamo già visto anche nel turno scorso sono Sardella e Shaker, hanno dato già il loro contributo contro l'Arzignano. Questa sera si spera possano provare a sbloccarsi anche in zona gol, mentre per l'Avellino il numero 14 Cacà non ha bisogno di presentazioni, ex capitano prima di Caos Bologna e poi di Caos Reggio Emilia, sicuramente un giocatore di un'altra categoria, Luca. Sì, sicuramente è un giocatore che alza ulteriormente il livello tecnico del Sandro Abate. Di contro però insomma, anche il Petrarca con i suoi inserimenti punta a fare un girone di ritorno sicuramente più propositivo e più fortunato, se vogliamo, anche da un certo punto di vista del girone andata. Il girone andata erano stati mollati dei punti per qualche ingenuità di troppo e per qualche atteggiamento in certi momenti della partita non così decisivo, così determinante, però vediamo in quintetto subito. No, Cacà non lo vede in quintetto, no? Non c'è Cacà in quintetto, mentre per il quintetto della Sandro Abate è composto da Molitierno, da Martins, da Gianluca, da Abate e da Fantessele. Quindi Cacà per ora in panchina, ma siamo certi che si rivelerà un uomo più che fondamentale nelle rotazioni di mister Battista, che ricordiamo siede sul panchina della Sandro Abate. Dall'altra parte il collega Giampaolo, e ricordiamo anche arbitrano l'incontro il signor Micciulla di Roma, Pisani di Aprilia, al crono Tasca di Treviso. È partito già da alcuni secondi questo match, prova il Petrarca a far girare il pallone che adesso arriva sui piedi di Jean Cividini, palla profonda per Dudu Costa che si gira bene, va con la punta e per poco non trova un gran gol, ha saltato molto bene l'avversario, ha cercato di eludere l'intervento del portiere anticipandolo con la giocata di punta, pallone fuori non di molto. Adesso il pallone profondo per Gianluca, ancora Dudu Costa in ripiegamento difensivo,
pallone in fallo laterale. Partito bene il Petrarca. Sì, partito bene Dudu Costa, poteva far sicuramente meglio nella conclusione, aveva saltato l'uomo con grande agilità, peccato che non ha trovato la conclusione che si aspettava. È un po' quello che dicevamo prima, no? Il girone è andato un po' in queste situazioni qui, è mancato quell'attimo di attenzione in più per chiudere, come in questo caso un'azione molto importante in gol. Pallone adesso per Sividini, è entrato anche Shaker, l'ex Todis Lido di Ostia. Adesso Dudu Costa, Sividini, si fa vedere dall'altra parte Alba, difende il pallone Sividini per Dudu Costa, prova ad andarsene con il tunnel su Gianluca, che però protegge bene l'uscita di Francesco Molitierno. Adesso riparte da dietro Fantessel, che prende un colpo fortuito da Dudu Costa al volto. Si scusa immediatamente il capitano dell'Italian Coffee, che sappiamo essere giocatore di una correttezza incredibile. Sì, gli ha sbattuto sulla spalla, ha cercato di mettere in mezzo il corpo e l'ha proprio preso sul viso, non c'era volontarietà, scontro fortuito. L'arbitro non ha neanche fischiato fallo perché non c'era nessun tipo di fallo. I giocatori correttamente si sono subito fermati e hanno permesso l'intervento per recuperare subito dall'infortunio. Sandro Abate che nell'ultimo turno del 2019 incontrerà in casa la Todis Lidio di Ostia, quindi un match ampiamente alla portata per i campani, mentre l'Italian Coffee avrà lo scontro diretto, uno dei tanti in questo finale di anno, contro l'Aniene in terra romana. Adesso Fantessel prova ad impostare da dietro, bene con l'esterno per Gianluca, che salta agevolmente Dudu Costa, poi un'uscita tempestiva con i piedi di Moretti toglie la palla dalla disponibilità del giocatore della Sandro Abate, quindi rimessa per i ragazzi di Battista. È sparito il pallone nel frattempo, non sa. Uno dei più attivi in questo avvio è sicuramente il numero 17 di Avellino, Gianluca, giocatore importantissimo, già in squadra l'anno scorso con la vittoria del campionato di A2, anzi ai playoff, dopo un avvincente scontro con il signor Prestito. Adesso proprio lui che manovra, allarga Fantessel, Gianluca punta Sividini, lo salta, il destro, e l'avevamo detto, arriva un grandissimo gol di Gianluca dopo 2 minuti e mezzo di questo primo tempo. L'avevamo appena detto, uno dei più attivi era proprio il numero 17, che con una giocata sontuosa salta Sividini e porta subito avanti la Sandro Abate. Sì, Cividini saltato, non c'è stata velocità nel cercare di subito fare una copertura preventiva per impedire il tiro. Diciamo che ha avuto il tempo anche di prendere la mira Gianluca e ha avuto, non dico gioco facile, ma l'ha piazzata molto bene. Moretti nulla ha potuto fare. Dopo un inizio incoraggiante si trova quindi già a rincorrere la squadra di Giampaolo. Il valore dell'avversario in campo, l'abbiamo detto più volte, è di quelli importanti. Sì, però la partita è una partita su ritmi non altissimi. Petrarca sta giocando in maniera equilibrata e con molta attenzione. Non c'erano stati ancora tiri in porta da parte del Sandro Abate. La prima conclusione è stata fatale per l'Italian Coffee. Pallone lungo per Shaker che si gira, controlla benissimo, ottimo come sempre il lancio con le mani dalle retrovie di Diego Moretti. Pallone controllato, anzi da Sardella, non da Shaker. Ha controllato bene il gigantesco giocatore con la maglia numero 21 che fino a qualche settimana fa era di José Rever Cortés. Adesso batte corto Vitale per Shaker. Pallone respinto
Ancora fallo laterale per l'Italian Coffee. Ripetiamo, si è girato molto bene Sardella, è stato chiuso in maniera decisiva in calcio d'angolo. Adesso Vitale per la rimessa, pallone dietro da Dudu Costa. Schacker, Sardella protegge il pallone, cerca di girarsi, va sul sinistro, poi appoggia per Dudu Costa, un controllo a saltare l'avversario, il destro sul primo palo. Ottima la copertura di Francesco Molitierno, buona però la reazione dei padroni di casa. Sì, il Petrarca ha già tirato, questa è già la terza volta che arriva alla conclusione in maniera anche abbastanza efficace. Sul destro masticato di Urio, ha provato con il colpo dello scorpione Dudu Costa, per poco la sfera non è terminata in porta, ingannando completamente Molitierno. Pallone leggermente alto, fa girare il pallone la squadra ospite. Abate, la copertura di Urio che prova a ripartire e tenta il sinistro, che però termina alle stelle. Aveva coperto molto bene su Abate, aveva impedito che la palla terminasse in fallo laterale. Poi forse sarebbe stato opportuno cercare un altro tipo di soluzione. Sì, aveva la palla sul sinistro che non è il suo piede migliore. Gran giocata, grande difesa, grande ripartenza, però come detto è già la quarta e quinta occasione che il Petrarca si costruisce in questi primi 4 minuti di gioco, però purtroppo alla prima occasione Sandro Abate ha colpito. Pallone adesso dietro per il numero 11 della squadra ospite, ovvero Martins. Pallone che termina addirittura molto lontano rispetto ai pali della porta di Moretti. Adesso prova a far circolare la sfera il Petrarca. Sardella mette giù, gira per Dudu Costa, ancora Sardella, tutto con il sinistro. Urio, Vitale, Dudu Costa, si fa vedere Sardella che prova a proteggere il pallone dall'arrivo di Fantessele, che però è bravo a chiudere. Sì, si erano aperti gli spazi bene, se riusciva a proteggere quella palla si trovavano veramente vicino alla porta con una movimentazione che aveva creato buoni spazi. Molto bravo il difensore del Sandro Abate a non permettere una giocata. Adesso Molitierno profondo con le mani a cercare Menenguez. Ora Moretti, Urio, Vitale, il movimento di Sardella che chiama il pallone, viene servito in questo istante, cerca il tocco per Schacker, intercetta però Martins e poi prova a ripartire la Sandro Abate con Fantessele, scarica proprio su Kakà che adesso si fa vedere, si posiziona nel reparto avanzato, proprio lui in possesso di palla, lavora la palla con il destro, va da Fantessele, Menenguez ancora per Kakà, Fantessele, buono il giro palla dei giocatori in maglia bianca, pallone proprio per Kakà che controlla in un fazzoletto, si gira, Moretti, grande risposta, Schacker, Vitale tenta di saltare Fantessele, ce la fa, poi però l'ultimo tocco è il suo, anzi no, l'ultimo tocco secondo il direttore di gara è proprio del giocatore con la maglia numero 9 bianca, quindi si ripartirà con un calcio d'angolo per l'Italian Coffee. Proprio Vitale per Schacker, ancora Andrea Vitale dietro da Sardella, si fa vedere Urio, Vitale, spalle alla porta, tenta di girarsi, pallone a rimorchio per Schacker, destro secco, deviato, Molitierno non ha problemi a farlo suo. Buona circolazione di palla anche in questo caso dell'Italian Coffee, che con gran pazienza ha cercato di aprirsi degli spazi, li ha anche trovati, una buona conclusione rimpallata da Sardella che era nella traiettoria. Però buona partita fino a questo punto dell'Italian Coffee con un Sandro Abate che controlla, però È un gran recupero di Sardella che prova ad andare 1 contro 1 con Fantessele, il sinistro dell'ex giocatore della Lazio, pallone alto, però è già la seconda volta che
perché il Petrarca recupera palla e prova immediatamente la giocata offensiva. Probabilmente qui Sardella non aveva altre opportunità, non c'era stato l'appoggio dei suoi compagni. No, però c'è sempre un po' di imprecisione al tiro. Abbiamo avuto 3-4 occasioni. Se pensiamo all'unica occasione che ha avuto finora, finora il Sandro Abate, dove la conclusione è stata molto precisa e imprendibile per Moretti. Quindi un po' quello che sta mancando in questo momento qui all'Italian Coffee. Adesso Assad si fa vedere De Crescenzo, va largo, poi ancora De Crescenzo, Kakà, il controllo, il destro immediato, pallone sul fondo. Alba rientrato in campo, cerca il dribbling, De Crescenzo però esce bene e poi Alba chiude su Menenguez, quindi rimessa laterale per Avellino. Recupera il pallone Urio, calcia a botta sicura, questa sì che era un'opportunità in cui si poteva fare decisamente meglio, ce l'aveva sul destro il suo piede, destro secco, alto, ma si doveva e si poteva fare meglio qua. Assolutamente sì, tra l'altro si è creata una situazione di superiorità numerica, andava assolutamente gestita meglio. Cioè, Italian Coffee merita assolutamente in questo momento qui il gol del pareggio almeno. Diciamo che sta gestendo la partita l'Italian Coffee in questo momento. Il Sandro Abate sta cercando di rallentare e mantenere dei ritmi un po' più bassi. Come spesso accade però le grandi squadre colpiscono la prima occasione. Assolutamente sì. Assolutamente non tergiversano troppo davanti alla porta. Sandro Abate è una di queste grandi squadre. Sì, sì, assolutamente sì, è un po' un peccato oggi perché veramente l'Italian Coffee sta facendo una buonissima partita. Diciamo che Luca Giampaolo sembra anche complice adesso, attenzione a De Crescenzo, il pallone sul secondo palo, non è precisissimo. No, la deviata Urio. C'è stata una deviazione di Urio, allora fondamentale la deviazione di Fabrizio Urio. Dicevamo di Giampaolo che probabilmente complici i nuovi innesti sembra aver toccato le corde giuste, perché già nel match contro il Caos Mantova si era visto un'ottima squadra, confermata nell'epica rimonta del derby contro l'Arzignano, perché obiettivamente l'Arzignano sì era avanti di 3 gol ma aveva trovato anche dei contropiedi vincenti. Il pallino del gioco ce l'ha sempre avuto la squadra di casa. Adesso Kakà con il destro, pallone sul fondo con Moretti che aveva allungato un piede. Buona circolazione in questo caso del Sandro Abate, con Kakà che non è stato preciso come viceversa era stato preciso in occasione del gol del vantaggio che è stato di Gianluca, lo sì. Ricordiamo. Adesso Dudu Costa scambia con Shaker, largo da Alba, può puntare l'uomo, duello fra numeri 7, Alba si accentra, Dudu Costa, Sividini con il sinistro, questa volta la colpisce davvero male. Ennesima occasione, ennesima situazione nella quale l'Italian Coffee poteva far meglio. Sì, i giocatori di casa stanno più volte creando i presupposti per il pareggio, manca però la precisione. Altro gran recupero difensivo, Alba in mezzo a 2, prova a saltare Fabiano, fischio arbitrale, fallo per l'Italian Coffee. Shaker cerca Sividini, Sividini è stato l'eroe della partita contro l'Arzignano, 2 gol per lui. Aveva sbagliato il rigore del 2-3, poi ha raccolto però la ribattuta e ha bucato Mateus. Con un movimento tipo quello che ha appena fatto, ha fatto perno sulla gamba destra, calciando immediatamente, anticipando la chiusura del difensore, in questo caso non gli è riuscito. Adesso Dudu Costa cerca la battuta al volo, liscia però il pallone, rimessa per gli ospiti.
Ricordiamo, Sividini mancino puro, ha trovato 2 gol di destra. Sì. Gianluca, largo da Menenguez, Kakà, ancora dal suo numero 7, si fa vedere Gianluca servito in questo istante, Dudu Costa di fronte a lui, Kakà, Fabiano, Gianluca arretra il raggio d'azione Alessandro Abate e adesso riparte con Fabiano, cerca il suggerimento per Kakà che riesce a tenere miracolosamente il pallone in campo, e bravo Urio che lo contiene bene. Sì, grande difesa di Urio. Kakà ha provato una soluzione in tunnel per cercare di andare via a Fabrizio Urio, ma fortuna per l'Italian Coffee non gli è riuscita. Giro palla di Gianluca per Fabiano, ancora il 17 che va da Kakà, largo bene da Menenguez che prova a puntare Alba, cerca il tracciante dalla parte opposta per Gianluca che però era qualche metro più indietro, quindi rimessa per Dudu Costa. Adesso Urio per Alba che salta con il controllo, Menenguez però non riesce a tenere poi il pallone in gioco. Era una buona occasione questa, però ha fatto il massimo Alba, deve sfruttare il suo dribbling fulmineo. Sì, ancora stasera non gli hanno dato l'opportunità di scatenarsi come succede di solito, però sappiamo che Alba ha la capacità di accendersi in qualsiasi momento della partita. È sicuramente un giocatore che su una partita così può spostare un po' gli equilibri. Adesso Alessandro Abate, grandissima azione, scambio nello stretto tra Fabiano e Bebetinho con la maglia numero 11. Gran giocata qua, in uno spazio strettissimo sono riusciti a scambiarsi il pallone con grande velocità e grande precisione, grande qualità. Adesso corner, pallone alzato per la sventola di Fabiano, Moretti interviene, poi lancia subito Alba, Sardella per Urio che stavolta perde il pallone, allora 2 contro 1, è bravo però poi Urio a recuperare al suo errore. Sardella difende bene il pallone, secondo fallo dell'Alessandro Abate e adesso sarà il time out chiamato da Luca Giampaolo. C'è grande equilibrio in campo e vedendo un po' quello che è successo in questi primi 10 minuti e mezzo, devo dire che ha trovato una gran bella quadratura mister Giampaolo, sta alternando gli uomini con grande capacità come lui sempre sa fare, mantenendo dei buoni ritmi, facendo una buonissima circolazione di palla e alternata con una buonissima fase difensiva. Sta concedendo veramente poco al Sandro Abate, purtroppo sì, hanno avuto un paio di occasioni, una di quelle Gianluca è riuscito a fare gol, su un altro paio si sono resi pericolosi, ma diciamo che considerato un po' quello che succede in questo sport normalmente in 10 minuti e mezzo gran poco. Italian Coffee ha creato molto, perché bisogna dire che ha creato molto, ha avuto le opportunità per portare la partita sui binari giusti in questo momento, perché il pareggio sarebbe sicuramente un risultato che forse gli starebbe anche stretto in questo momento qua l'Italian Coffee. Al momento sì, perché comunque le occasioni ci sono state, è mancata la precisione soprattutto, però bisogna anche dire che Alessandro Abate quando attacca dà sempre l'impressione di poter far male. Abbiamo visto poco fa Kakà che in 2 occasioni è andato vicinissimo al gol, quindi sicuramente la guardia non deve essere abbassata. No, anzi, anche perché loro cercano di rallentare il ritmo sulla fase di possesso per poi dare queste accelerazioni improvvise. Sì, che con la qualità che hanno fanno male, chiaramente. Rimessa Italian Coffee, Alba, si fa vedere Sardella, si fa invece da Dudu Costa che cerca ancora Alba. Urio, controllo, Sardella, 1-2, Urio col destro, palo e palla sul fondo, grande azione questa volta. Urio finta il tiro, si appoggia a Sardella, il pivot gli ritorna il pallone di prima intenzione, puntata sul primo palo, leggermente imprecisa, però
si sta aggiustando un po' la mira. Sì, sì, si sta aggiustando la mira, però l'ennesima occasione sprecata, costruita molto molto bene, con una buonissima fase di circolazione, e qua la capacità, la lucidità che ha il giocatore in quel frangente lì che fa la differenza, e fino a questo momento qua è mancata ai giocatori dell'Italian Coffee un po' di lucidità. Adesso il fallo commesso da Dudu Costa, anzi da Urio. Sì, però ha fischiato il blocco, l'arbitro ha dato fallo all'Italian Coffee. No, calcio di punizione per Alessandro Abate. Mister ha chiamato già il movimento su palla inattiva, vediamo cosa costruiscono. Probabilmente c'è stata una sbracciata di De Crescenzo, il fallo però sul Nasher era stato commesso proprio da Fabrizio Urio, e adesso è invitante la posizione per Bebetigno. Adesso il suo allenatore cerca di impostare la battuta. Fantessele vicino a Bebetigno, va il numero 9, allarga per Bebetigno, ancora Fantessele, scambio tra i due, finita un po' l'inerzia. Sì, arriva il fallo hanno cercato un movimento per il tiro d'incontro, ma è stata letta molto bene dalla difesa dell'Italian Coffee, che non gli ha concesso il tiro. Terzo fallo degli ospiti. Adesso prova ad uscire da dietro Fantessele, il controllo non è perfetto e riparte Urio. Alba si appoggia a Sividini. Urio cerca il tocco, poi De Crescenzo anche forse cercava di autolanciarsi invece che cercare il compagno. E era una buona occasione questa per Alessandro Abate. Adesso la ripartenza veloce, non c'è fallo di Alba. Urio in ripartenza, va proprio da Alba, il controllo, il destro sporcato sul nascere, e allora Moliterno non ha problemi, riparte immediatamente la squadra ospite, non c'è un attimo di respiro. De Crescenzo, le finte su Urio, che però non ha problemi nel contenerlo. Bel 3 contro 2, palla recuperata, 3 contro 2 per l'Italian Coffee, gestito non benissimo, palla scaricata forse un po' troppo tardi, Alba si è trovato un po' troppo schiacciato verso la porta del portiere del Sandro Abate, che è stato molto bravo, molto reattivo nell'andargli a chiudere subito il tiro. Ennesima occasione sprecata, dobbiamo dirlo, perché anche questa era un'occasione che poteva essere gestita meglio. Urio si gira con il sinistro, cerca la conclusione, rimpallata da Fantessele in fallo laterale. Dudu Costa, Vitale, cerca Sciaccher, pallone però sporcato in fallo laterale. Ancora Andrea Vitale, Sciaccher gira per il suo capitano, ancora Sciaccher, Vitale cerca di puntare con la punta, va da Sividini che la tocca ma non riesce a tenerla sotto controllo. No, buona chiusura sulla l'imbucata centrale. Adesso Bebetigno parte da dietro, Gianluca Fantessele, la finta su Sividini che però con il fisico lo contiene bene. Si è provato una giocata di qualità, non gli è riuscita. Cividini molto attento. Vitale che sta trovando un buon minutaggio in questo momento. Vai Pepe, vai! Sividini, Oh, ma guarda lui però! quando protegge il pallone Sividini non lo sposti neanche con No, un trattore, è proprio fisicamente imponente. Non è grossissimo Sividini, però ha una forza nelle gambe che... assolutamente sì, poi è un giocatore che si sposa perfettamente con le idee di gioco di Luca Giampaolo, tant'è che ha voluto fortemente anche Sardella
Sì, diciamo proprio che perché si... la coperta era un po' corta Sì. sul ruolo del pivot e sul ruolo del difensore centrale, infatti sono arrivati Sardella che è un pivot Esatto. e Shaker che è un difensore Ma anche un centrale. pivot con le caratteristiche che piacciono a mister Giampaolo, proprio che possa andare in alternanza a Cividini e fare quel gioco di sponda che serve anche molto per mantenere un buon possesso di palla. Kakà inventa per Bebetinho, in scivolata decisivo Beh, sì. Sardella. Sono un po' lamentati per un retropassaggio, ma credo che tutto potesse essere questo tranne che un retropassaggio. Adesso alla prossima azione chiamerà il time out Marcelo Battista per dare le indicazioni ai suoi. Calcio d'angolo adesso per l'Italian Coffee, lo batte Dudu Costa, movimento al centro, prova direttamente la conclusione in porta, respinge così Moliterno, però dentro Sardella non era pronto nel ribattere a rete. Adesso Dudu Costa pronto per la rimessa, Shaker, Alba, punta Gianluca, poi allarga per Shaker che ha un po' di spazio, può provare il destro, però è un destraccio. E adesso arriva sì la sirena per segnalare il time out della Sandro Abate. Battista richiama l'attenzione di Kakà. Adesso saranno disposizioni particolari perché comunque sappiamo anche il carattere fumantino di Marcelo Battista. Sì, sicuramente si rende conto anche lui che non stanno facendo una gran partita oggi e si ritrovano in vantaggio per 1-0, ma si rende conto sicuramente anche lui che ha concesso veramente troppo fino a questo momento all'Italian Coffee. Dovrà porre un po' dei rimedi. Speriamo per l'Italian Coffee invece che una maggior precisione li possano portare a un risultato migliore di questo, che sicuramente meriterebbero. Sì, diciamo che Avellino si sta dimostrando squadra meritatamente nelle zone alte della classifica, perché comunque dispone di un roster di livello assoluto da neopromossa, quindi non è mai facile da neopromossa riuscire ad imporsi. C'è anche da dire però che l'Italian Coffee questa sera sta facendo un'ottima figura. La mira è ancora troppo imprecisa, però Luca Giampaolo spera che i suoi possano migliorarla e gli scambi nello stretto stanno creando non pochi problemi alla retroguardia campana. Sai, poi lì in quel frangente lì l'allenatore può fare un gran lavoro come lo sta facendo lui, per fare una gran difesa, una gran movimentazione eccetera, però poi la qualità del giocatore sotto porta fa la differenza e lì l'allenatore può poco, può portarti lì, può farti arrivare col gioco, con l'atteggiamento, con la qualità fino a un certo punto, poi la differenza la fa il giocatore. In questo momento è mancato un po' questo, è mancato un po' l'appoggio, anche perché le occasioni che hanno avuto mancava sempre un'alternativa al tiro. E quello forse è una cosa un po' da registrare. Gianluca Fantessele va ancora dal suo numero 17, si fa vedere Bebetinho. Kakà, gran pallone di prima intenzione per Fantessele che si mangia un gol clamoroso, era completamente da solo, ha cercato la puntata di potenza invece che piazzarla, quindi... Ma ce l'aveva leggermente larga. Per fortuna per l'Italian Coffee, non era proprio pulitissima, era quel po' larga che non gli ha permesso di chiudere come voleva il tiro. Alba, Urio, Sardella, pallone sul mancino, protegge e va ancora da Fabrizio Urio. Sardella, controllo, cerca di girarsi, esplode il mancino, Fantessele lo mura. Ma gran difesa, gli ha lasciato palla senza cercare di prendergliela a tutti i costi. Appena si è girato ha coperto il tiro. Alba va da Urio che cerca di mettere al centro un pallone insidioso,
con la sfera che però supera la linea di fondo e quindi si riparte con una rimessa per Francesco Molitierno, che è stato praticamente inoperoso. Sì, il Petrarca ha avuto tantissime occasioni dinanzi a lui, ma lui non si è mai sporcato le mani. Troppo imprecisi i giocatori dell'Italian Coffee. Kakà cerca di girarsi, pallone sul mancino, respinto, e allora bene Dudu Costa per Alba, non è perfetto il controllo, poi Costa però recupera il pallone, fa saltare l'uomo, cerca ancora la conclusione forte sul primo palo, probabilmente gli è rimbalzata anche un attimo male, si è visto il pallone che non ha avuto. Sì, però anche questa situazione qui è mancato comunque lo scarico al centro, perché Sardella si è posizionato sul secondo palo, ma la palla era troppo sul fondo per riuscire a calciarla sul secondo, e quindi Dudu Costa non ha potuto fare altro che provare la conclusione forte, sperando che succedesse qualcosa fondamentalmente da quella posizione lì. Fantessele cerca l'imbucata, ne esce bene però Urio. Sividini con la punta da Alba. Adesso giocatori di movimento dell'Italian Coffee, che in questo momento sono Urio, Alba, Costa e Sividini, sono la vecchia guardia, quelli che erano l'anno scorso in A2. Lo zoccolo duro su cui Luca Giampaolo punta. Adesso gran dribbling di Alba, la finta di Dudu Costa per Sividini, che forse è stato un po' troppo altruista, ha cercato ancora il suo capitano e stavolta sì che Molitierno ci ha messo il piede in maniera decisiva. Sì, però anche questa è bravo il portiere, benissimo. bravissimo il portiere a fare la chiusura, però è chiaramente un'occasione sprecata dall'Italian Coffee. Andava anche questa gestita decisamente meglio, cioè 2 contro il portiere, bisogna fare gol. A questi livelli qua bisogna fare gol, se no si paga. Kakà cerca il dribbling, pallone ancora incollato al piede, il fallo di Sividini che interviene in ritardo. Ma la palla l'ha presa lui, è arrivato molto energico, però sì, al limite l'arbitro ha reputato fallo, ci poteva stare. Secondo fallo a sfavore dei padroni di casa, sono 3 invece quelli commessi dagli ospiti. Diciamo che siamo ancora ben lontani dalla situazione di tiro libero. No, partita molto corretta, sono 2 squadre che si stanno affrontando a viso aperto, ma senza eccedere in agonismo esasperato. Si sta dando abbastanza spazio alla qualità, stiamo vedendo delle bellissime giocate comunque da parte di entrambe le squadre. Adesso Kakà che parlotta con Fantessele. Kakà che aveva cominciato la stagione nel futsal fuori grotta in Serie A2, compagine che insieme al Real San Giuseppe si sta giocando la vittoria del primato del girone del Sud. Poi Kakà ha deciso di tornare in massima serie per sposare il progetto campano. Adesso Bebetigno, corto da Fabiano con il destro buona piazzato, difesa. Lomura Shaker. Fabiano, corto da Fantessele, ancora Fabiano. Bebetigno di prima intenzione, impreciso però il lancio per Kakà. E allora Diego Moretti, corto per Shaker. Si fa vedere Vitale, è rientrato in campo. Alba, punta Bebetigno, va verso il centro, finta, lo salta. Poi non trova più il passo. È scivolato sulla gamba d'appoggio dopo che aveva seduto in maniera eclatante. Non mi ricordo se ho visto da Bebetigno. Quindi grande giocata di quelle a cui lui ci ha abituato. Le giocate di Alba. Sì, sì. Sardella difende il pallone in mezzo a 2. Lo tocca per ultimo Fantessele, quindi rimessa per l'Italian Coffee. Siamo giunti al 18° minuto, mancano 2 minuti, poco più alla fine di questo primo tempo. 1-0 per Alessandro Abate Avellino, che ha trovato il gol in apertura con una gran giocata di Gianluca. Italian Coffee però
ha reagito molto bene, anche se non è riuscito a trovare il gol. Ricordiamo un palo clamoroso colpito da Urio e un'occasione mastodontica per Sividini che si è fatto murare da Molitierno. Fabiano. È rientrato Menenguez, che è stato assente dal campo per qualche minuto. Adesso Shaker chiama lo schema, Dudu Costa, ancora da Shaker, Alba cerca di puntare l'uomo, Dudu Costa, il controllo, il destro che passa sotto le gambe di Gianluca, la vede all'ultimo Molitierno, grande intervento del portiere ospite. Sì, tutt'altro che facile, perché la palla gli è sbucata dai mezzo alle gambe di Bebettino e ha avuto un grande istinto. Shaker dietro per Alba, il destro masticato, prova a metterci la punta Sardella, ma Molitierno è sicuro e la tiene. Gianluca, Bebettino, Fabiano. Bebettino finisce per terra, il fallo è di Sardella, quindi calcio di punizione quando manca 1:18 al termine di questa prima frazione. 3-3 il conto dei falli. Sì, blocco troppo evidente, quello di Sardella, chiesto subito scusa tra l'altro all'arbitro perché è stato preso con le mani nella marmellata, era proprio eclatante a centrocampo. Posiziona il pallone con cura Bebettino, solo Sividini in barriera, mentre Urio marca Gianluca. Bebettino va da Menenguez sulla destra, rientra sul sinistro, va proprio da Gianluca, ancora Bebettino, si fa vedere in profondità Fabiano, il duello fisico lo vince Dudu Costa e allora può provare a ripartire in questo finale di primo tempo l'Italian Coffee Petrarca. Urio protegge il pallone, Sividini prova a girarsi, però la sfera ha superato la linea laterale, rimessa per Bebettino. Fabiano, Menenguez, si fa vedere Gianluca, servito in questo istante il movimento di Bebettino, quello di Fabiano, si va dall'altra parte. Bebettino la gira con il mancino per Gianluca, che con uno sforzo mantiene il pallone. Giro palla della Sandro Abate, che adesso verticalizza bene ed è provvidenziale l'intervento di testa di Diego Moretti, molto attento in questo frangente, perché come dicevamo prima il Sandro Abate cerca di addormentare il gioco e di verticalizzare all'improvviso, come in questa occasione. Sì. Tempestivo, perché la palla era perfetta, avrebbe pescato assolutamente Bebettino solo davanti alla porta. Grande intuizione di Moretti, che non si è fatto sorprendere. Bebettino, 5 secondi alla fine, Fabiano, Gianluca, un secondo, pallone largo per Menenguez, ma non c'è più tempo. Finisce qui il primo tempo alla Palestra Gozzano, Italian Coffee Petrarca contro Sandro Abate Avellino. È 1-0 per gli ospiti in virtù del gol di Gianluca dopo 2 minuti e mezzo dal fischio iniziale. Ha colpito subito la squadra ospite, c'è stata la reazione dei padroni di casa, che però si sono dimostrati troppo imprecisi sotto porta, come ripetuto più volte, e adesso vedremo questo secondo tempo cosa ci riserverà. Nel frattempo i campani conducono a Padova.
E siamo tornati qui in diretta dalla palestra Gozzano per assistere al secondo tempo di Italian Coffee Petrarca. Sandro Abate Avellino, ricordiamo il parziale di 1-0 per la squadra ospite grazie al gol di Gianluca. È stata una giocata singola a decidere, sì, che decide fino a questo momento la gara. Diciamo che Giampaolo ha impostato molto bene questa sfida, ingabbiando i giocatori più talentuosi per evitare di subire un gol dal palleggio. Sappiamo che la Sandro Abate gioca sempre molto bene. Diciamo che oggi Giampaolo sta riuscendo a far giocare un po' male. Sì, assolutamente sì. La chiave della partita è un po' quella, è stata preparata molto bene dal mister la partita. Come dici tu, una giocata individuale in questo momento fa la differenza. Gianluca che è stato anche uno dei più positivi. Sul finire della prima frazione anche Bebetinho si è fatto vedere più volte. Adesso vedremo se il leitmotiv di questo secondo tempo sarà come il primo, con l'Italian Coffee che proverà a fare la gara, perché di questo parliamo. Nel primo tempo il Petrarca ha avuto diverse occasioni per fare gol, non le ha sfruttate. Dall'altra parte Sandro Abate ogni volta che imbastisce un'azione offensiva rischia di diventare davvero letale. Adesso il pallone profondo per Menenguez che la difende, la lascia lì con la suola di Gianluca. Il destro rimpallato da Dudu Costa, va proprio Gianluca alla battuta. Hanno sempre sta giocata centrale alla ricerca dell'1-2 molto stretto, che già un paio di volte gli è riuscito creando un po' di problemi in mezzo alla difesa dell'Italian Coffee, che fino adesso è stata comunque abbastanza impeccabile. Adesso Fantese le prova a mettere dentro, si gira Menenguez, lo chiude molto bene Shaker e riparte Dudu Costa. Sividini protegge il pallone, spalla alla porta, va da Alba, è lui che deve cercare la giocata. Prova a puntare Bebetinho, però il numero 11 lo porta proprio dove vuole e perde il pallone Alba. Sì, grande difesa, non gli ha concesso lo spazio di cui aveva bisogno Jorge Alba, che non ha trovato lo spunto per saltare Bebetinho. Adesso fallo in attacco. No, il pallone è uscito forse. No, ha fischiato un fallo in attacco, sì. Sì, in zona d'attacco. Fantesele per Menenguez, ancora il numero 9. La chiusura di Sividini che riesce anche a tenere il pallone in gioco, poi prova la ruleta, non li riesce, però mantiene il possesso. E allora Shaker, Dudu Costa, Sividini ancora per Costa, grande scambio, Dudu Costa con il destro, ancora Mulitierno con il piede, che qui mi sento di dire regala un calcio d'angolo all'Italian Coffee perché il pallone sembrava abbondantemente a lato. Grande scambio ancora però nello stretto. Però anche in questa occasione qui è mancata quel po' di lucidità sotto porta, perché grande situazione, grande azione, tutto giocato molto bene, anche con grande qualità, però sai... Shaker, Dudu Costa, pallone sbagliato di Shaker, allora Bebetinho si gira bene, cerca di andare da Menenguez, ancora per Bebetinho, Menenguez, pallone sul secondo palo per Fantesele, azione pazzesca della Sandro Abate in contropiede, Bebetinho, Menenguez, Fantesele, 2-0 per i campani che non perdonano, l'avevamo già detto, loro sono cinici. L'Italian Coffee ha fallito il gol del pari qualche istante prima con Dudu Costa e Fantesele ha punito. Sì, la differenza sta tutta qua, Petrarca gioca meglio, imposta meglio, fa tutto meglio, però non riesce a concludere. Loro con grande cinismo e grande qualità, quando arrivano lì hanno la lucidità e la tranquillità per chiudere l'azione, come in questo caso qui, molto bravi a accompagnare in tre l'azione. E di nuovo, come era capitato nel corso del primo tempo, dopo 2 minuti e mezzo, secondo più, secondo meno, Avellino trova il punto vincente. Adesso Fantesele recupera il pallone su Dudu Costa, la velocità di Bebetinho per il contropiede, va da Menenguez sul secondo palo per
lo stesso Fantessel. Decisivo l'intervento di Vitale, che poi si propone in zona offensiva. Sardella, Urio, ancora Sardella, prova a girarsi bene Bebetigno, poi Dudu Costa, deve saltare Gianluca, che però è bravissimo a chiuderlo, e allora il contropiede ancora per Menenguez, che fa sedere Moretti. Il pallone sul secondo palo, alzato in angolo da Diego Moretti. Altra ripartenza velocissima della Sandra Abate Avellino, che davvero adesso rischia di diventare letale in contropiede. Il sinistro al volo di Menenguez e poi il pallone toccato da Gianluca. Rimessa laterale proprio per gli ospiti in maglia bianca. Gianluca, Fabiano, Cacà, ancora Fabiano. Bene Menenguez È su mancato Shaker. niente che riuscisse a intercettare sto pallone per riproporre poi. Adesso non è perfetto il controllo di Cacà, che comunque fa un cenno d'intesa al compagno. Urio, Shaker, Sardella, difende il pallone spalla alla porta, poi si gira, prova a puntare, esplode il sinistro. Buona occasione, era una mattonella buona per tentare il tiro di potenza. Sì. Pallone... Sì, si era liberato anche bene, si era centrato bene, pareva in difficoltà nella chiusura Fabiano, e invece non è riuscito Sardella a chiuderla come voleva. Molitierno, attenzione, sì, perché si è staccata dalle mani, poi l'ha ripresa e questo poi non... la ripresa non protesta neanche il portiere della Sandro Abate. L'arbitro era lì, non poteva fare altro che fischiare, quindi adesso ci sarà un calcio di punizione per l'Italian Coffee. Ghiotta occasione, errore non da Francesco gli è Molitierno. rimasta lì, stava lanciando, ha cambiato idea all'ultimo e non ha fatto in tempo a correggere. Molitierno, portiere molto esperto, classe 89, quindi nel pieno della maturità. Ottimo sì. portiere, le ultime stagioni sono state entusiasmanti per lui. Vediamo se l'Italian Coffee Vediamo riuscirà... adesso, Svidini probabilmente tenterà la conclusione diretta. Da lì penso di sì, non so fino a che punto. A destra c'è Sardella, a sinistra c'è Dudu Costa, vicino c'è Urio, vediamo. La Sardella credo che sia quello un po' più chiuso, perché la palla comunque da quell'angolo lì. Parte Svidini per Dudu Costa, che alza la mira in maniera giocata incredibile. Giocata malissimo. Probabilmente Svidini poteva anche provare la conclusione diretta, anche in considerazione del fatto che si ritrova un mancino dinamitardo. Sì, poi sai, da quella distanza lì devi essere bravo un po' a cogliere quel piccolo spazio che ti può lasciare tra il portiere e la barriera. Grande azione, scambio tra Cacà e De Crescenzo, esplode il destro Cacà. Moretti è posizionato bene e respinge Gianluca. Dietro da Fabiano, il controllo con la suola ancora per Gianluca. Interviene Sardella, che reclama anche il fallo laterale. Secondo l'arbitro però l'ultimo tocco è proprio il suo, non c'è stato l'intervento di Gianluca. De Crescenzo, Gianluca. Fabiano si appoggia a Francesco Molitierno, che va al rinvio profondo, cerca Cacà che mette giù molto bene con il petto. Va da Gianluca. De Crescenzo, Cacà. Bravo. Intercetta Sardella e adesso prova a far ripartire Vitale. Ancora da Sardella, pallone troppo profondo e Molitierno esce bene con i tempi giusti, protegge la rimessa, che sarà proprio per lui. Fabiano, Gianluca,
braccato bene da Vitale. L'ultimo tocco è proprio di Gianluca, buono il pressing di Andrea Vitale, che adesso batte anche la rimessa, alza sul secondo palo per Urio, prova la volée con il destro, la mastica troppo e ora c'è il fallo di Sardella sul tentativo di rinvio immediato con le mani di Francesco Molitierno. Sì, lo deve aver toccato, non so se con intenzionalità o è stato uno scontro di gioco, ma fa passare il pallone di Gianluca, ancora per il suo portiere che va al rinvio con le mani, con la testa Urio anticipa Kakà. Fabiano fa girare per Fantesele, poi ancora Fabiano, si smarca il numero 9, scende De Crescenzo, si va invece da Kakà, ancora Fantesele, ora sì De Crescenzo, il pallone profondo, interviene bene di testa Vitale e allora Alba può provare a puntare De Crescenzo, lo salta secco, poi la finta, pallone dietro da Urio che si aggiusta il pallone sul destro, Murato, buona ancora la sgasata di Jorge Alba che ha messo a sedere due uomini fintando la conclusione con il mancino, poi appoggiato dietro per il rimorchio di Fabrizio Urio, forse non è stato velocissimo nella conclusione. Adesso Dudu Costa perde un pallone sanguinoso e Moretti è sontuoso con l'uscita bassa sui piedi di Kakà al limite proprio della sua area, grande uscita di Diego Moretti. Ha perso però un bruttissimo pallone Dudu Costa. sì, perso un brutto pallone Dudu Costa, grande intervento di Moretti che ha salvato una situazione in questo momento qui che sarebbe stata veramente difficile poi da recuperare. Petrarca è comunque sotto di 2-0 ma sempre molto in partita, sta cercando in tutti i modi di trovare una soluzione vincente. Adesso Alba, le finte ancora di Alba, largo per Urio, ancora si aggiusta il pallone sul destro, respinto da Fabiano, Urio dentro per Dudu Costa, il dribbling, il destro e arriva il gol, grande gol di Edoardo Dudu Costa. Dudu dai Costa che riapre il match, gol dell'1-2 al minuto numero 7 di questa ripresa, 13:11 da giocare in questo secondo tempo. Proprio lui, il capitano, che in queste ultime gare sta trovando una continuità importante anche in zona gol. 1-2 qui alla palestra Gozzano, si rianima anche il pubblico, gran gol di Dudu Costa. Sì, meritatissimo, grande intuizione anche di Fabrizio Urio che è andato a battere molto velocemente quel fallo laterale sulle proteste del Sandro Abate che si è un attimo addormentato in quella situazione lì. Dudu Costa è riuscito a sorprendere tutti con una giocata di grande qualità e stavolta è stato per fortuna più fortunato di altre occasioni. Destro imprendibile perché ha baciato il palo alla destra di Molitierno per poi depositarsi in fondo al sacco. Adesso vedremo se ci sarà la reazione della Sandro Abate, che in effetti c'è immediatamente. De Crescenzo si gira in maniera pazzesca, elude l'intervento del difensore centrale e subito dopo, neanche 20 secondi dopo il gol di Dudu Costa, trova il gol che riporta a 2 le distanze tra Italian Coffee Petrarca e Sandro Abate Avellino. Gran gol di De Crescenzo, comunque la marcatura su di lui è stata un po' troppo morbida. Forse Jorge Alba pensava che non ci arrivasse su quella palla. Sul primo controllo di sinistro si è fatto un po' sorprendere, non si aspettava la sterzata verso il centro e gli ha dato quei 2 metri di campo che insomma, De Crescenzo è stato bravissimo a sfruttare. Peccato perché dopo la possibilità del 3-0 il Petrarca era rientrato in maniera importante in partita col 2-1. Adesso tutto da rifare quindi, perché sì, poi questo sport qui ci ha insegnato che tutto è possibile fino all'ultimo secondo, per cui vediamo se l'Italian Coffee riuscirà a dare continuità. bene Sciacher per Sividini che viene spostato
secondo gli arbitri regolarmente da De Crescenzo stava prendendo Sì. posizione Scividini, però Secondo me ci stava assolutamente, perché e viene ammonito adesso ci Scividini stava per assolutamente, protesto. perché nel momento in cui ha cercato di prendere posizione gli è arrivata la spinta da dietro volontaria, intenzionale, proprio con l'intenzione di non farlo arrivare sulla palla in maniera pulita, e credo insomma in questo caso sia stato preso un po' un abbaglio dall'arbitro, che Sì, che l'intervento è stato con la spalla, però sì, è vero ma sulla che schiena, proprio a impedire a Cividini di arrivare sul pallone, per cui c'era molta intenzionalità su questo fallo qui. Fabiano per Kakà contro Shaker che lotta e alla fine è lui a deviare il pallone in calcio d'angolo. Ha problemi Sardella, che cerca di richiamare l'attenzione del suo allenatore. È pronto ad entrare Vitale, pallone per Fabiano che prova la puntata. Pallone rimpallato in fallo laterale. Fontessele. Profondo da Abate, che si impegna per raggiungere il pallone, non ci riesce. E allora Dudu Costa. Alba. Il dribbling, vuole il destro, lo trova. Moliterno si abbassa bene, si ritrova il pallone lì. Sì, ben piazzato. Ha eluso un po' la conclusione di Alba col piazzamento, che era giusto sulla linea di tiro. Gianluca adesso pronto alla battuta. Fontessele punta Sardella, che con la punta gli sporca il pallone, poi va in pressing Dudu Costa su Fabiano. Ancora Fontessele di prima intenzione, interviene bene Shaker. Sardella di prima per Costa, non è un pallone facile, lo addomestica così Costa e poi allarga. No, troppo precipitoso Sardella, perché era una situazione di 2 contro 1, poteva benissimo gestirla meglio. Ha avuto fretta di dare la palla di prima, quando probabilmente con un controllo orientato riusciva già a posizionarsi per preparare anche un eventuale tiro. Peccato veramente, perché anche in questa occasione qui poteva essere sfruttata meglio. Bene Shaker per Alba, che forse si addormenta nel momento migliore, perché con il controllo orientato poteva andare direttamente alla conclusione. Sì, ennesimo intercetto di Shaker, che rilancia sempre l'azione. Buonissima partita sia sua che di Sardella, buone indicazioni per il mister Giampaolo, al di là di questo risultato che è ancora in discussione, ma sicuramente buone intenzioni. Bene per Shaker, che prova il mancino piazzato, ancora però Alba, che quando sterza o sul destro o sul sinistro mette costantemente a sedere un avversario. Sì, anche in questo caso è stato veramente devastante. Poi è vero che loro la fase difensiva la fanno comunque molto bene, quindi a uno saltato arriva subito 4 secondi. Troppo tempo. Sì. No. Perso troppo tempo l'Italian Coffee, sì, per battere questa rimessa. Si era proposto anche Moretti per tentare il tiro. Ma probabilmente era lo schema cercato. Ennesimo intercetto Shaker, di ancora. Shaker. Va da Alba, che protegge con il fisico, si libera dell'avversario, prova ad esplodere il destro, che viene rimpallato in calcio d'angolo. Grande lettura di Shaker comunque, che veramente Sividini, alza il pallone proprio per Sividini, che va al volo. Gran botta di Giancarlos Sividini, pallone che viene murato da Moliterno. Sì, stavolta più fortunato che bravo, nel senso che il tiro era, cioè, se l'è trovato addosso. Io penso che se fosse riuscito a angolarlo un po' di più nulla avrebbe potuto, per la gran potenza e... Dudu Costa. Alba. Ancora Costa, si fa vedere Sividini, che protegge il pallone. Glielo sporca Gianluca e allora Moretti. Sì, Alba. gli è mancato l'appoggio. La finta, salta secco Fabiano. Sividini si gira.
e ancora Moliterno con il corpo a murarlo, poi lotta Sevidini, recupera il pallone Sardella col tacco per Alba. Cercava Dudu Costa, un ottimo Italian Coffee che riesce a trovare delle buonissime trame, però concretizza davvero poco. Sì, è partita assurda nel senso che l'Italian Coffee veramente meriterebbe molto di più. È già capitato quest'anno, ci sono state partite dove poteva raccogliere molto di più di quello che ha raccolto, con partite di grande qualità. Oggi è una di quelle, con degli episodi un po' più fortunati o un po' più precisi. La partita poteva svoltare prendere una piega maniera completamente diversa, sì. Cioè, io credo che per quello che si sta vedendo in campo, se c'è una squadra che merita più dell'altra, questa è sicuramente l'Italian Coffee. Non me ne vogliono quelli del Sandro Abate, ma credo che l'Italian Coffee stia facendo una grandissima partita. Adesso Alba cerca Sardella che si gira con il mancino sul primo palo, pallone sull'esterno della rete. Sì, pochissimo spazio a disposizione. Lo dicevamo prima, comunque l'Italian Coffee costruisce, tiene il pallino del gioco, però Sandro Abate segna, perché comunque si stanno dimostrando molto cinici i campani e giustificano l'ottima posizione in classifica. Sì. Moretti, però di sicuro la differenza di punti che c'è tra le due squadre non si sta vedendo adesso. Assolutamente no. Italian Coffee meriterebbe sicuramente una posizione migliore. Adesso il pallone in profondità per Bebetigno, ancora una buona lettura di Moretti. Menenghez batte indirizzando da Fantessele Gianluca. Bebetigno, Menenghez, Gianluca, Vitale cerca di recuperare il pallone, poi completamente fuori tempo l'intervento di Sividini, che si becca il secondo giallo e viene espulso. Doppio giallo per Giancarlos Sividini. Mi sembra veramente eccessivo. Sì, l'intervento del numero 3 era nettamente in ritardo. Sì, però era cioè, quello di prima era un fallo per proteste per un evidente fallo che aveva subito. In questo caso qui è un'entrata sì un po' energica, però su una partita così tranquilla e equilibrata mi sembra un po' eccessivo prendere un provvedimento del genere. Diciamo che l'arbitro si sta ergendo un po' protagonista, perché comunque... Ma un po' dispiace, perché è una partita che non merita una situazione come questa. Secondo fallo dopo 12 minuti. Peccato per Sividini, perché stava dando come sempre il suo positivo apporto. Peccato soprattutto perché l'Italian Coffee va a Aniene la prossima settimana, che ha uno scontro diretto di fondamentale importanza. Sono 3 punti pesantissimi da portare a casa, e l'assenza di Cividini per lo scacchiere di mister Giampaolo sicuramente è un'assenza importante e pesante. Adesso fa girare bene il pallone Sandro Abate, murato Bebetigno da Moretti. Adesso sarà dura resistere per un altro minuto e mezzo in 4 contro 3. Parliamo di giocatori di movimento, ovviamente. Bebetigno, Gianluca, Kakà, Menenghez, pallone al centro e la Sandro Abate trova subito il gol del 4-1. Giro palla perfetto dei ragazzi di Battista, e Gianluca trova la doppietta personale. Si è giocato molto bene, grande velocità nella circolazione di palla, con la qualità che ha questa squadra qui era veramente difficile gestire questi 2 minuti di inferiorità numerica.
ha lavorato molto bene. Un po' un peccato perché era una partita che era ancora molto in equilibrio. Con questa situazione qui chiaramente l'equilibrio si è un po' spezzato. Recuperare adesso 3 gol negli ultimi 8 minuti, tutto è possibile. Speriamo che l'Italian Coffee trovi velocemente un gol per provare a rientrare in partita. Non è facile però, perché comunque questa squadra, parliamo ovviamente di Avellino, sta dimostrando di essere più che cinica in zona d'attacco, e come dicevi tu in più occasioni, come hai detto tu in più occasioni, la fase difensiva la fanno molto bene, coprono tutti gli spazi. Peccato per qualche occasione di troppo non concretizzata dall'Italian Coffee, ma Alessandro Abate sta dimostrando di essere una grandissima squadra. Sì, molto cinici, è una squadra che gioca a un ritmo non altissimo. Abbiamo visto partite con squadre veramente assatanate, con ritmi esasperati, partite che finivano anche con molti più falli. Anche la situazione dei falli la dice lunga sull'atteggiamento delle due squadre. Tanta qualità in campo, tanto lavoro sia nella fase di possesso che non possesso, ma meno aggressività di altre partite. Però loro, con la loro calma, con la loro flemma e con la loro qualità, stanno riuscendo a portare a casa una partita che obiettivamente non meritano di vincere, e soprattutto non meritano di vincere con questo parziale qua. Adesso si gioca la carta portiere di movimento Luca Giampaolo, con Jorge Alba con la maglia verde. Urio, Alba al centro per Vitale. Buono il giro palla dell'Italian Coffee. Bene Alba per Vitale, che trova un ottimo spazio per scaricare il mancino alle spalle di Moliterno. E partita che viene parzialmente rimessa in discussione con il gol del 4-2. Perfetto Vitale nel taglio verso il centro, tra l'altro molto reattivo nel primo controllo e nella chiusura. Ha sorpreso assolutamente in questo caso qui Moliterno, che non ha potuto fare niente, la palla gli è passata sopra la testa. Adesso Sardella difende, recupera bene il pallone, lo calcia in avanti a cercare Urio, non lo trova, e allora il pallone lungo di Moliterno. Sì, importantissimo questo gol per provare a rientrare. Urio cerca di far passare per Dudu Costa e ritorna Alba. Beh, assolutamente si è pagato dopo pochi secondi la scelta di mister Giampaolo di provare la soluzione col portiere di movimento. È giusto provarci. Mancano poco meno di 7 minuti al termine di questa sfida. Costa, Alba fa girare per Vitale, cerca di far passare Alba. Era una buona idea. Sì, era una buona idea, fatta anche con i tempi giusti. È stato scaltro il difensore del Sandro Abate, che è riuscito in un attimo a riposizionarsi per intercettare quella palla, che sarebbe stata veramente pericolosa se fosse passata. Adesso time out chiamato da Battista, che ha visto qualche crepa nella sua gabbia difensiva dopo il gol di Vitale, che ricordiamo si è girato molto bene. Adesso vedremo se ci sarà qualcosa in più. Ci crede Luca Giampaolo, perché comunque manca una vita ancora in sport come il futsal, come il basket. I secondi possono rappresentare davvero un tempo molto importante. Si ritorna in campo. Van Tessel è pronto alla battuta.
lungo da Kakà, intercetta Urio, Costa, Vitale, e allora rientra Alba come portiere di movimento. Sardella prova a difendere la sfera, va dietro ancora da Andrea Vitale che addomestica bene Urio, Alba, Dudu Costa di prima per Sardella, il tocco fondamentale di Moliterno per evitare che la sfera termini tra le grinfie di Vinicius Sardella, che adesso batte il fallo laterale. Urio, Alba, ancora Alba, si fa vedere sempre Urio sulla sua verticale. Sardella invece va ancora in orizzontale, giro palla Italian Coffee, Vitale, Urio, Alba cercava il controllo orientato, non era una cattiva idea, e poi cerca direttamente il tiro dalla sua porta Fabiano, che chiede una deviazione, non c'è, e allora si riparte con la rimessa dal fondo. Era buona l'idea di Alba, Sardella non ci arriva di testa, impreciso stavolta il rinvio con le mani di Diego Moretti. Fabiano smorza troppo il destro, e allora Vitale, Urio, Costa, Sardella cerca di fare da perno, Urio, e arriva ancora Alba, servito in questo momento, deve accendersi Jorge Alba. Vitale, Sardella, ancora Andrea Vitale, chiede pazienza a Giampaolo. Costa, Alba, Urio, chiude bene però adesso la Sandro Abate. Sì, sono molto ordinati, molto precisi nella fase difensiva, hanno concesso quello spazio a Vitale, ma in questo momento qui non stanno concedendo niente. Tutti gli spazi sono chiusi, lo stanno facendo con grandissima qualità, ma d'altra parte sulla qualità di questa squadra non c'è assolutamente niente da dire, anzi. E intanto i secondi passano, 4,5 alla fine. Sardella prova adesso la fucilata al centro a cercare Dudu Costa, rimpallata in fallo laterale. Ancora Vinicius Sardella, Vitale. Si è provato sperando in qualche deviazione, probabilmente perché spazi non ce n'erano. Urio, Alba, Urio, Vitale ha un po' di spazio, esplode il mancino, colpisce il palo, e la deviazione decisiva è ancora quella di Francesco Moliterno. Bene Vitale in questo momento. Sardella dentro da Costa, interviene bene Moliterno, e poi Fantesele. La giocata grandissima di Fantesele, sì, che cerca poi Kakà, intercettato il pallone da Alba, che allora fa ripartire Costa, si ferma. Grande recupero di Fantesele, che dopo aver fatto quella giocata sontuosa è andato subito a rallentare la ripartenza dell'Italian Coffee. Alba da Urio, Sardella da Vitale, Alba, si muove Vitale, ancora però Urio, guadagna metri l'Italian Coffee. Urio potrebbe avere lo spazio per il tiro, decide di allargare, ma Dudu Costa non ne comprende le intenzioni. No, difficile, perché loro veramente si stanno muovendo molto compatti, molto ordinati. Adesso stanno concedendo. Fantesele si presenta davanti a Moretti, aspetta il rimorchio di Kakà, poi cerca di andare da solo, e Moretti non riesce a salvare il pallone. No, non riesce a salvare, la palla è finita in calcio d'angolo. Non gli ha permesso la giocata, in questo caso Fantesele, però ha chiuso una situazione molto pericolosa. Alza il pallone proprio il 9 per la volée di Gianluca,
Moretti non trova il pallone, probabilmente anche per il disturbo di Kakà, e arriva. Ma più che del disturbo di Kakà è stata la finta di Urio, che probabilmente pensava di avere Moretti dietro che è pronto a intercettare il pallone, invece l'ha sorpreso e c'è stato un evidente malinteso. Arriva quindi il Perché gol. Kakà non ha praticamente neanche partecipato a quella situazione lì, si è trovato lì, ma ha fatto tutto Urio con Moretti, peccato. Gol del 5-2 nel momento in cui l'Italian Coffee stava provando a spremere tutto. È arrivata questa doccia fredda da un pallone innocuo, perché comunque Sì. era un pallone sporco, calciato da fuori area. L'incomprensione tra i due giocatori dell'Italian Coffee, unito al minimo disturbo di Kakà, ha fatto sì che si materializzasse il gol del 5-2. E adesso Vitale cerca il pallone dentro per Dudu Costa. Mancano 2 minuti e 11 secondi al termine di questa sfida. Conduce la Sandra Abate per 5-2. Alba. Urio deve accelerare le operazioni. Shaker. Vitale, ancora Shaker. Alba. Dudu Costa. Shaker. Vitale. Calcia il pallone, probabilmente sul movimento è restata lì la caviglia di Fantesele. Non so se la caviglia o il ginocchio, perché dal movimento che ha fatto è arrivato l'impatto col pallone, ma no, caviglia. Da qua sembrava che si tenesse il ginocchio, invece evidentemente nell'impatto col pallone ha girato un po' la caviglia. No, ma non l'ha toccata nessuno. Cioè, Urio ha fatto la finta perché pensava che la prendesse Moretti dietro. Moretti non se l'aspettava. Rimessa laterale per Sardella, che va da Shaker. Alba. Dudu Costa. Urio. Alba, si muove lui, cerca di andare col sinistro, poi Costa aveva un minimo spazio per il tiro, non lo sfrutta. Costa cerca il destro, poi Alba dietro da Urio, però difende in una maniera impeccabile la squadra campana. E allora Urio che controlla male. Fabiano in ripartenza davanti alla porta, non può sbagliare. 6-2, Sandro Abate Avellino che chiude definitivamente la partita. Sì. Entra anche Alberto Di Sarò, adesso classe 2001 dell'Italian Coffee. Il risultato, da dirlo, ampiamente compromesso. Peccato per le occasioni non sfruttate. Sì, assolutamente sì. In questo caso Fabiano, prima occasione, ha calciato subito, non ha trovato lo specchio. Qua si è preso tutto il suo tempo per prendere la mira. Ecco. E concretizza anche Fabiano, quindi autore di una buonissima partita. Trova anche la gioia personale a un minuto abbondante dal termine. Probabilmente troppi 4 gol di differenza per quello che abbiamo visto oggi in campo. Urio liberato da Alba e poi la rimessa laterale per l'Italian Coffee. 34 secondi alla fine, si aspetta solo il fischio finale dell'arbitro. Il sinistro di Sardella deviato ancora in fallo laterale. Sì, dopo il gol del 4-2 non hanno concesso più niente, più occasioni limpide. L'Italian Coffee non ne ha più avute, ha fatto una difesa impeccabile.
Shaker, Di Sarò, Sardella, si fa vedere Shaker, prova a girarsi Sardella, va da Alba che cerca di dribblare, ubriaca con le finte, il destro di Alba, troppo però centrale per sorprendere Francesco Moliterno, che va al rinvio lungo, non trova il pallone Moretti, lo trova invece il numero 8 della Sandro Abate, ovvero Testa, che di testa mette alto e finisce qui. Italian Coffee Petrarca, Sandro Abate, Avellino e Storia finisce 2-6 per gli ospiti. Gran partita di cinismo della formazione campana, un ottimo Italian Coffee Petrarca che però non ha avuto la freddezza necessaria per concretizzare tante palle gol avute nel corso sia del primo che del secondo tempo. Sono arrivati i gol di Dudu Costa e di Andrea Vitale che però non hanno impedito questa sconfitta. Italian Coffee che resta a 11 punti, sale invece la Sandro Abate che continua la sua marcia verso le zone altissime della classifica. Sono adesso 29 i punti della formazione di Marcelo Battista. E dal Palagozzano per questa sera è tutto. Un ringraziamento a Luca Mastrogiovanni per il commento tecnico e un arrivederci per la prossima gara del futsal.